Follina vestita a festa, un sindaco orgoglioso della sua Follina, un sindaco orgoglioso della propria comunità, un sindaco orgoglioso delle proprie associazioni che anche quest'anno si sono dimostrate di avere un cuore grande, un cuore a favore di Sottoguda, in quanto il ricavato della vendita del Vischio sarà devoluto ai nostri amici del borgo più bello d'Italia di Rocca Pietore. È un territorio che è poi il mio, anche se non è esattamente proprio il mio comune, comunque è un territorio su cui torno sempre molto volentieri perché è popolata proprio da dei grandissimi volontari che sanno fare del territorio un grande patrimonio e noi che rappresentiamo le istituzioni non possiamo che esserne orgogliosi. Follina per Rocca Pietore, i volontari per il Veneto, c'è stata una grande dimostrazione dell'efficienza della nostra regione e dei nostri volontari. Ma c'è stata la dimostrazione di una cosa che noi in Veneto sapevamo già, della grande efficienza, della grande solidarietà, della grande organizzazione e del cuore grande dei veneti e che magari in altre parti d'Italia non era così noto. Io spero che lo abbiano capito dappertutto. A Follina il comitato festeggiamenti fa miracoli. Sì, assolutamente. Si vedono poche associazioni così attive sul territorio e bisogna fare veramente un grande complimenti a questi volontari che si mettono a disposizione più volte durante l'anno per organizzare manifestazioni qui a Follina. Sicuramente se questo paese è tra i borghi più belli d'Italia lo devono anche proprio alle persone che ci lavorano, che impegnano il proprio tempo libero e che si dedicano a questa comunità, veramente da encomio. Questa mostra fotografica vuole ricordare Follina com'era in bianco e nero, quindi i ricordi, le persone, gli eventi, come si viveva tanti anni fa. Le foto cominciano addirittura da fine 800 ne abbiamo, quindi sono 300 e sono un numero consistente che va a testimoniare com'era la vita nel paese di Follina. Grazie ai volontari se riusciamo a preparare Follina così bene. Quest'anno è venuta questa idea di mettere un albero alto 6,5 metri al centro della piazza, bello, fatto tutto artigianalmente con tutte robe di riciclo. I visitatori che verranno a Follina questo weekend e il prossimo non troveranno soltanto gli espositori, ma troveranno anche tante altre attrazioni. Sì, ci saranno delle presentazioni di libri, delle mostre di pittura e anche delle mostre fotografiche. Oltre a questo ci saranno intrattenimenti per bambini e molto altro. Venite a vedere i mercatini che saranno bellissimi.